Si può tornare alle radici in due modi, o per decidere di non guardare e di stare sottoterra o per fiorire di nuovo. Noi vogliamo ritornare alle nostre radici per fare nuovi fiori e offrirli al futuro. Saliremo stasera tutti insieme sulle spalle di questo gigante che è Rosa, per guardare più lontano e per guardare anche ciò che c'era prima e avere più coscienza e conoscenza del dove siamo. Il repertorio di Rosa, come diceva prima Pippo Ardini, è vastissimo, tocca tutti i temi. Adesso entra in scena Matilde Politi. Matilde ci farà sentire un pezzo che ha per titolo A tirannia. È così, Matilde? Basta che dici sì. Sì, sì, è così. A tirannia è un pezzo di rabbia, perché nelle canzoni di Rosa c'è tutto lo spettro dei possibili sentimenti umani. Questo pezzo, tra l'altro, viene passato a Rosa da Giuseppe Ganduscio nei primi anni 60 a Firenze. Ganduscio, altro personaggio straordinario sul quale davvero ci sarebbe da dire tanto. Il primo repertorio importante di Rosa comincia con Giuseppe proprio, è uno dei primi pezzi che Giuseppe passa quasi come un testimone a Rosa, è proprio A tirannia, che Matilde Politi ci regala stasera. Matilde. Sotto questo inferno poverette, a noi siamo condannate a tirannia. A mano le lope sull'agnette, a ciancete ne ciancete, mamma mia. La tirannia le carcagne in carca, e alla boso e lo potere streca e corca. Ogni nazione questa terra sbarca e se diverte con noi sempre alla torca, sempre confronto e ne rincarca, e a vivere ne tocca amaro orca, ma se a cose ne seguta